Presentata stamani la nuova app al Parco della Valle dei Templi per i non vedenti, denominata Videosegna Art, realizzata da un'impresa sociale. Ciò consentirà ai non vedenti e ai sordi di fruire pienamente delle bellezze archeologiche attraverso un racconto realizzato da attori professionisti. Presidente Giuseppe Vitello, il Presidente dell'Unione Cechi, cosa ne pensa di questa iniziativa che arricchisce in ogni caso il sapere per voi? La Valle dei Templi si conferma ancora una volta un luogo di alta accessibilità. È fra i pochi siti archeologici, non solo a livello regionale e nazionale, che rende accessibile la fruizione a disabili di diverse disabilità, sordi, non vedenti, disabili motori. Questa app ancora una volta ci fa includere, non solo integrare in quello che è la visita della nostra valle. Poter tramite un'app, ormai il telefonino lo usiamo tutti, in particolar modo chi non vede, poter usare un'app accessibile per poter fruire dei nostri beni è sicuramente una cosa di grande applauso e di grande piacere per noi. Oggi un ulteriore tassello di un progetto iniziato anni fa che mira ad avere una valle e un luogo culturale meraviglioso accessibile a tutti. Abbiamo, come dicevo, iniziato tanti anni fa e oggi un ulteriore tassello con la presentazione di un'app su un finanziamento della Regione Siciliana in accordo con il sostegno dell'assessorato beni culturali, e oggi presentiamo un'app che riguarda la narrazione in maniera teatralizzata per sordi e per non vedenti o ipovedenti di alcune aree della valle, i monumenti principali, il giardino sensoriale. Questa app avrà un'ulteriore elaborazione, il progetto A, quindi abbiamo realizzato, vedete alle mie spalle, una piccola modello del telamone per dare la possibilità nei monumenti più importanti ai non vedenti di poter toccare con mano direttamente le nostre meraviglie ed avere la contezza e le fattezze architettoniche in un rapporto di scala ottimale, di avere quindi la cognizione del luogo che stanno visitando. Non è solo questo, perché ci sarà anche una nuova cartellonistica con cui sarà allegato un QR code che darà le ulteriori informazioni. Devo dire che questo progetto ormai sta per essere completato. Abbiamo, tra l'altro, con il bilancio e la variazione che abbiamo fatto nei giorni scorsi, potuto acquistare altre 2 carrozzine che vanno ad aumentare il nostro parco carrozzine, che ora sono in numero di 6, soprattutto le ultime 2 che abbiamo acquistato sono delle carrozzine che hanno strutture particolari e molto adatte a percorsi ancora meno o più accidentati, diciamo, che in valle ci possono avere, e che quindi danno la possibilità a chi ha una diversità motoria di poter veramente vedere la Valle dei Templi nella sua interezza. Questo ci riempie di orgoglio, quindi siamo felici di questo e stiamo tra l'altro lavorando per il prossimo anno a un convegno che mette assieme tutti gli enti che hanno a che fare con la diversità a tutti i livelli. Questo convegno si è fatto quest'anno a Pesaro, capitale della cultura, gli stati generali sull'accessibilità nei luoghi culturali, e che noi riprenderemo per una verifica puntuale ad aprile del prossimo anno.